Buonasera a tutti, stasera su Storia Locale abbiamo il piacere di avere con noi Claudio Bruschi, che ha scritto un bel libro, Gli ebrei in Ancona, storia di una comunità dall'unità d'Italia ai nostri giorni. Subito l'autore produce un documento verso l'emancipazione del 1852, quando Ancona stava ancora nello Stato Pontificio, che descrive sistematicamente, descrive molto bene qual era lo stato della comunità ebraica in Ancona, circa 1800 persone, che si trovavano costipate a vivere in ambienti veramente angusti, perché poi fa anche un raffronto con le città europee ed italiane. In Ancona gli spazi erano molto angusti, quindi non c'era sole, si viveva spesso all'ombra, si viveva in zone in cui non c'era della sanità, insomma, e quindi nel senso che erano poco abitabili, gli abitanti quindi erano compressi e ridotti a vivere in zone anguste. Poi, dopo l'annessione ancora allo Stato italiano, vediamo che Claudio Bruschi presenta insomma della documentazione, una serie di documentazione che ha trovato presso l'Archivio di Stato di Ancona, che fa vedere come emancipati ormai gli ebrei entravano e si integravano nella vita civile. Il libro si legge benissimo e poi fa vedere gli ebrei come si sono integrati, quindi quando hanno combattuto, cosa hanno fatto in età liberale, poi quelli che hanno combattuto durante la prima guerra mondiale, tant'è vero che sono riportati con nome e cognome, anche il grado. C'è da notare che molti erano ufficiali, quindi significa che il grado di istruzione della comunità ebraica era molto elevato, erano tenenti e sottotenenti, cioè in un contesto in cui l'analfabetismo vigeva, era molto elevato, la comunità ebraica anconetana era molto istruita. Poi, come attraversarono il fascismo, gli ebrei cioè, che furono fascisti, si convertirono, abbracciarono l'ideologia fascista e poi subirono anche la deportazione. Poi ci sono anche delle personalità che si sono affermate all'interno della comunità ebraica. Personaggi illustri, da Vito Volterra, l'insigne matematico, Corrado Cagli, Giorgio Fu, a cui è intitolata l'Università di Ancona. Io vorrei chiedere a Claudio Bruschi, all'autore che abbiamo il piacere di avere con noi, cosa l'ha spinto a fare questa ricerca sulla comunità ebraica anconetana. Prego. Buongiorno a tutti. Niente, per rispondere a questa domanda, diciamo che è stata una cosa abbastanza naturale. Come diceva prima lei, mentre facevo una ricerca per tutt'altro argomento, mi è capitato di vedere nel censimento del 1853 tutta questa relazione fatta da un delegato del governo pontificio sulla consistenza e sul lo stato della comunità ebraica anconetana, perché pensate che 1804 persone su una popolazione intorno ai 38.000 abitanti, che poi questi 38.000 sono in parte che abitavano nel contado, in parte abitavano in città, e quindi diciamo in città saranno stati 20-25 mila, parliamo di una percentuale molto elevata, insomma quasi il 10% della popolazione era di religione israelita. Quindi era una comunità molto importante, molto sentita nella città. E anche adesso, tutto sommato, molti commercianti, molti esponenti della comunità esercitano delle professioni di rilievo per cui Ancona e gli ebrei sono due cose che si collegano, sono sempre state collegate tra di loro. E quindi questa cosa, questa curiosità mi ha spinto a fare delle ricerche un po' più approfondite. Perché da 1804 persone siamo arrivati oggi a circa 120-130 in tutte le Marche? C'è stata
dissoluzione dovuta a tanti fattori che sono comuni anche ad altre città d'Italia che erano sedi di storiche comunità come Alessandria, Ferrara, Mantova. Sono tutte città che hanno visto decadere in senso numerico la presenza ebraica nella loro zona. Tutto è iniziato dopo l'unità d'Italia, quando stranamente, sembra quasi un assurdo, ma la caduta del ghetto, l'apertura del ghetto, l'emancipazione della popolazione ha fatto sì che si disgregasse quel microcosmo che prima invece esisteva all'interno della comunità, in quanto relegati in uno spazio ristretto, ma in uno spazio pieno di solidarietà, pieno di comunanza di interessi, comunanza sia religiosa ma anche sociale, con un'assistenza tra loro notevole, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale. Il rabbino, che era il rappresentante massimo della comunità, che era quello che teneva un po' insieme, aveva un carisma che serviva a tenere legati tra di loro i membri della comunità. E questo faceva sì che ci si sposasse quasi esclusivamente tra ebrei, per cui la discendenza in questo senso era assicurata. Con l'emancipazione, con il poter esercitare qualsiasi tipo di professione, col poter abitare in qualsiasi parte della città, ha un po' disgregato questo microcosmo e soprattutto quello che più ha contribuito a, diciamo, a far diminuire il numero dei componenti e sono stati i matrimoni misti. Pensate che appunto su circa 1800 abitanti, se noi facciamo 900 maschi e 900 femmine, se ci togliamo quelli in età superiore ai 40 anni e i bambini, diciamo che gli uomini e le donne in età da marito o da moglie era un numero molto molto limitato, parliamo di 150 persone, 200 al massimo. Quindi scegliere una moglie o un marito in un ambiente così ristretto era difficile. Prima, quando abitavano tutti nel ghetto, era quasi giocoforza, anche perché matrimoni tra cristiani e ebrei non erano molto ben visti dalla Chiesa che governava la città, e quindi ci si sposava tra di loro. Dopo invece questa restrizione non c'è stata più e quindi si sono moltiplicati in maniera notevole i matrimoni misti. E questo ha fatto sì che i figli fossero educati non tanto alla religione ebraica quanto in genere alla religione cattolica. E quindi è scomparso un po' molto di queste famiglie di origine ebraica. Se ne sono proprio perse le tracce. Pensate che nel censimento del 38 solamente quando è stato fatto il censimento appunto per vedere il numero degli ebrei in Italia, su 100 famiglie ebraiche solo il 52% aveva entrambi i coniugi di religione ebraica, il 48% era formato da coppie miste. Un altro fattore che ha contribuito a far diminuire gli abitanti di Ancona, ebrei di Ancona, furono l'attrattiva da parte delle altre città. Quando hanno potuto finalmente fare le professioni che non erano consentite, tipo l'ingegnere, il militare, l'avvocato, hanno trovato nelle città in evoluzione dell'epoca come Roma, Milano, Torino, Genova, hanno trovato impieghi, cioè possibilità di impiego superiori a quelle che offriva una città di provincia come era Ancona. Per cui ci fu un'emigrazione. Molti intellettuali, chiamiamoli così, tra virgolette, emigrarono perché magari andavano a fare l'università, Ancona non era sede di università,
andarono a fare l'università a Bologna, andarono a Milano, al Politecnico di Torino e ovviamente poi rimasero in quelle città, non fecero più ritorno. Tutto questo contribuì appunto sempre a affievolire il numero degli ebrei che abitavano qui in città. Certo, io vorrei leggere a pagina 119, e così andiamo direttamente sul ghetto per far comprendere a chi non è di Ancona dove vivessero. Allora, l'area del vecchio ghetto si trovava nella parte bassa del Colle a Stagno, comprendeva parte di via Lata, oggi a Stagno, via Bagno e via del Gozzo. Versava in condizioni di notevole degrado con abitazioni oscure e sudice, vere stamberghe, questo è il virgolettato preso dal documento che prima ho citato. E più di una volta si era parlato del suo risanamento, che per il concetto del tempo voleva dire sventramento e ricostruzione ex novo. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di una nuova e ampia arteria congiungente Piazza Garibaldi, oggi Kennedy, con Piazza Roma, fu discusso dalla giunta comunale il 3 settembre 1920, a 60 anni dall'emancipazione. Il nuovo assetto della parte doveva servire a ridare salubrità alle case di quella parte della città e ad agevolare il traffico veicolare che iniziava a diventare problematico a causa dell'esistenza di un'unica strada di scorrimento. Ora, fisicamente, in metri quadrati, in chilometri quadrati, il ghetto com'era grande? Cioè, com'era grande prima del 1900, prima che venisse sventrato? Allora, diciamo che dalla porta principale del ghetto, che si trovava nella strada principale della città, che all'epoca si chiamava Via del Calamo, adesso attualmente Corso Mazzini, lì c'era l'ingresso principale. Era un'unica strada grande, così, sarà larga 3 metri. E questa strada vialata andava prima dritta e poi cominciava a risalire il colle. A questa si aggiungevano alcune strade parallele ancora più piccole e dei vicoli messi per traverso, diciamo, che congiungevano le due strade. Adesso, dall'inizio tra il portone e la fine del ghetto saranno 400 metri. 400 metri per una larghezza di 150. Tu in queste strade, contrariamente se si passa nell'Ancona storica, le case sono tutte 3-4 piani massimo, 2 piani, molte, soprattutto nelle zone popolari, perché è sempre stata una città soggetta a terremoti, quindi non abbiamo mai avuto case molto elevate. Mentre se si va proprio nella zona del ghetto, perlomeno in quello che è rimasto del ghetto, si vede che le case arrivano anche a 5-6 piani. Questo perché lo spazio era talmente ridotto che quando aumentava la popolazione, l'unico sistema per poter trovare sistemazione ai nuovi arrivati era quello di alzare le case che già esistevano. Solamente che questo costringeva ad avere ancora meno spazio, avere ancora più gente nello stesso spazio. Quindi diciamo, la densità abitativa era notevole, era molto molto alta e questo portava anche a condizioni igieniche non molto, cioè anche all'epoca, per l'epoca, non decorose, insomma. Certo, io andrei un po' più avanti nel libro e poi ritornerei sui personaggi illustri, ma andiamo sulla parte centrale, la persecuzione e la deportazione degli ebrei, cioè gli ebrei d'origine anconetana che sono morti nei campi di sterminio in Germania e Polonia. Ho notato che più o meno avevano quasi tutta età elevata, la Maggià Delia, nata in Ancona l'8 maggio 1875, interi gruppi familiari, intere famiglie vennero sterminate nei campi di concentramento. Poi lei ha messo anche la foto a pagina 167, incontro tra l'allora arcivescovo di Ancona, cardinale Edoardo Menichelli, i fratelli Frida e Elio Di Segni, 3 ragazzi, il 43-44, giocavano insieme nelle campagne di Serripola, San Severino Marche, dove la famiglia Di Segni si era rifugiata da Roma per sfuggire alla persecuzione.
la pagina triste della storia italiana, che costò caramente anche alla comunità anconetana. Su quello ha trovato dei particolari documenti, insomma, delle storie degne di essere ricordate, insomma, tutte, fra l'altro, su quel Eh, momento. sì, diciamo che in totale sono 54 gli ebrei anconetani deportati, anche se anconetani nati ad Ancona oppure di quelli che diciamo hanno un collegamento con la città, vivevano in Ancona anche se erano nati da altre parti. C'è da dire che la maggior parte, anzi tutti, quasi tutti, furono subito uccisi appena arrivati ad Auschwitz, furono tutti deportati ad Auschwitz e uccisi appena arrivati, ad eccezione di due. E questo sia perché l'età era abbastanza elevata, oppure perché erano bambini. Questi in questo caso erano due figli di un ingegnere che abitava a Milano, anconettano. Però qui ad Ancona non ci fu neanche un arresto in questo senso, perché il giorno in cui i tedeschi avevano deciso la retata, come è stato successo a Roma il 16 ottobre del 43 nel ghetto di Roma, dove furono portati direttamente ad Auschwitz più di 1000 ebrei romani, avevano deciso di farla il giorno del Kippur, che è la festa del ringraziamento degli ebraica, e quindi avevano pensato di irrompere in sinagoga e arrestare tutti i membri della comunità che si trovavano lì, perché fortunatamente non avevano un elenco con gli indirizzi degli ebrei abitanti ad Ancona. Solamente che il rabbino di Ancona, che all'epoca era Elio Toaf, uno dei, penso che tutti conoscano Elio Toaf, è stato rabbino di Roma, è quello che ha accolto in sinagoga Papa Giovanni Paolo II quando si è recato a visitare appunto la sinagoga di Roma. E Elio Toaf ebbe questa intuizione e pensò che non era il caso di riunirsi in sinagoga proprio quel giorno particolare, e fecero le cerimonie, le fecero a casa di un privato. Alle 10 di mattina i tedeschi del 3 ottobre appunto 1943 si presentarono in sinagoga, sfondarono il portone, entrarono ma non trovarono nessuno. A quel punto fu chiaro che bisognava andarsene, quindi da Ancona la maggior parte si rifugiò nelle campagne vicine, anche perché poi il 16 ottobre, che era l'altro giorno in cui pensarono di fare un'altra irruzione, ci fu il primo grosso bombardamento della città con più di 300 morti, per cui fu chiaro che tra bombardamenti e persecuzione da parte dei tedeschi ovviamente era più appropriato allontanarsi dalla città e cercare rifugio in zone più sicure. E queste zone sicure si trovarono nelle campagne delle Marche. Le Marche sono state un rifugio per parecchi ebrei, romani, anconettani, italiani in genere, perché i contadini diedero assistenza e diedero rifugio a tantissime di queste persone. I pochi arresti che furono effettuati qui nelle Marche furono appunto ad Appignano, che è un paese della provincia di Macerata, dove per un puro caso, mentre i fascisti facevano un rastellamento per i renitenti alla leva, uno di questi incontrò Ferruccio Ascoli, che era stato il direttore del Corriere Adriatico, cioè il giornale cittadino. In più era stato un alto esponente del fascismo anconetano, quindi era un personaggio abbastanza famoso in città. E questo fascista anconetano lo riconobbe, e era sotto falso nome, però lo riconobbe lo stesso e quindi lo arrestò. E in un altro paese, sempre in un altro paese del Maceratese, la stessa cosa, fu arrestata una famiglia di Ancona, che lui faceva, in Ancona si chiamano i bancarellari, cioè venditore ambulante, lui e la moglie.
E poi quello più eclatante qui in zona fu l'arresto di Giacomo e Sergio Russi, padre e figlio. Lui, il padre, era un grosso industriale, aveva una fabbrica di farmaceutica proprio in città che dava lavoro, compreso l'indotto, a circa 600 persone, quindi era una realtà industriale molto molto importante. E per questo non si sa se per una soffiata oppure per soprattutto per prendere possesso, per impossessarsi dei suoi beni soprattutto, fu arrestato dai tedeschi insieme al figlio che ha visto portare via il padre, vuole andare, vuole seguirlo. Questi due, che lasciarono un segno appunto in città, essendo un personaggio molto molto famoso, e non furono portati ad Auschwitz, ma furono portati prima a Firenze e poi internati in un campo di concentramento per gli IMI, cioè internati militari italiani, cioè seguirono la sorte di tutti quei soldati italiani che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale e quindi internati nei campi di lavoro in Germania. Questo sta a significare che non furono arrestati in quanto ebrei, ma appunto per motivi economici. Però purtroppo anche loro non tornarono e da un libro che è uscito recentemente, diciamo, la cosa più plausibile, perché non si hanno notizie precise, è che in un rastrellamento che regolarmente la Gestapo, le SS facevano nei campi di lavoro per trovare eventuali ebrei, loro fossero stati scoperti e quindi fucilati sul posto, portati in aperta campagna e fucilati immediatamente, perché non si ebbero più notizie di loro. E questi furono arrestati sempre nelle campagne marchigiane, ma leggendo le biografie, alcune biografie che sono uscite appunto di ebrei del periodo bellico, quasi tutti si sono salvati perché sono stati nascosti dai contadini che magari conoscevano. Chiaramente loro pagavano o erano contadini che conoscevano, oppure perché molti avevano magari la donna di servizio che era di origini, non so, di uno dei paesi della provincia e quindi andavano a casa sua e si rifugiarono lì. Sta di fatto che, come dicevo prima, gli arresti nelle Marche furono veramente pochi rispetto in un contesto generale in cui ci furono, soprattutto in Alta Italia, furono presi, gli altri furono, la maggior parte furono arrestati nella zona di Milano, Torino, Firenze. Poi un'altra parte molto interessante in relazione alla non grande estensione della comunità ebraica, in fin dei conti erano 1800 persone, e le personalità che ha dato la comunità ebraica di Ancona. Vito Volterra, ricordiamo Vito Volterra, leggo qualcosa e poi ne parliamo. Nacque in Ancona il 3 maggio 1860, pagina 127, figlio di Abramo e di Angelica Almaggià. Fu, tra le altre cose, allora studiò alla Scuola Normale Superiore di Pisa, a soli 23 anni vinse la cattedra di professore ordinario di meccanica razionale all'Università di Pisa, dove si era laureato l'anno prima in fisica e successivamente quella di matematica all'Università di Torino. Fu scienziato, senatore, fondatore del CNR, Centro Nazionale di Ricerche, presidente dell'Accademia dei Lincei, pioniere dell'analisi funzionale della biomatematica. Fu animato dalla convinzione dell'unicità della cultura e del suo ruolo come volano di sviluppo, perseguendo l'obiettivo di rapportare tra loro la ricerca pubblica, università, politica e industria. Poi Corrado Cagli, che io ho visto nel 2004 una bellissima mostra in Ancona, per la parte costruita da Luigi Vanvitelli, nato in Ancona, era un pittore, uno dei più grandi del XX secolo, poi Giuseppe Seppilli e ancora Riccardo Foix, cui oggi è Riccardo Foix e Giorgio Foix, cui oggi è dedicata l'Università Anconetana di Economia e Commercio. Giorgio Foix, nato in Ancona nel 1919, figlio di Riccardo ed Elena Segre,
Si diplomò al liceo classico Rinaldini per continuare gli studi a Pisa, si laureò in scienze politiche, ma non riuscì a concludere gli studi in seguito all'emanazione delle leggi razziali, quindi ebbe la peregrinazione in Europa, andò a lavorare nel 1941 da Adriano Olivetti e poi venne richiamato, insegnò all'Università di Pisa, venne chiamato all'ENI, consulente di Enrico Mattei, poi grazie alla collaborazione con Carlo Bo, rettore dell'Università di Urbino, e del sindaco Alfredo Trifogli, riuscì ad aprire in Ancona una facoltà di economia e commercio come sede staccata dall'Università di Urbino, che ora porta il suo nome, e fu l'embrione di quella che oggi è l'Università Politecnica delle Marche, e Giorgio Fuavi insegnò fino al 1997. Voglio fare una domanda. Belle biografie, insomma, grandi personaggi che c'ha la comunità ebraica di Ancona. Cioè, su questo cosa ne pensi? Questo è segno di una vivacità intellettuale non comune. Questo è. Le è piaciuto, insomma, quella parte lì del libro, vista come domanda? Sì, diciamo che lei ha citato proprio due personaggi che sono arrivati a un pelo da avere il premio Nobel, uno per la matematica e l'altro per l'economia. E ricordo che quando Carlo Azeglio Ciampi è venuto ad Ancona in visita ufficiale, è andato proprio a casa di Giorgio Fuà a salutarlo, lui ormai era molto anziano, non si muoveva più, quindi due personalità di spicco. E di Vito Volterra vorrei anche dire che fu uno dei pochi scienziati, no scienziati, Professori insegnanti universitari, sì. universitario che si è rifiutato di giurare fedeltà al fascismo. E questo è poi un altro piccolo particolare, cioè la comunità ebraica di Ancona non è che fosse piccola in Italia, perché 1800 persone su una comunità, un totale di ebrei che si aggirava sui 30-35 mila, è una percentuale notevole. La comunità di Ancona era in ordine numerico, era la quinta, sesta è stata come numero, era superiore a quella di Milano fino alla fine dell'Ottocento, perché Milano, come tutta la Lombardia, non era, diciamo, non aveva attirato storicamente gli ebrei, e quindi Milano contava circa 700-800 ebrei nell'Ottocento, che poi con l'attrazione che ha fatto la città, come dicevo prima, degli intellettuali oppure di quelli che andavano all'università, è cresciuta e oggi è la seconda dopo quella di Roma, così come Torino lo stesso è diventata la terza d'Italia. Invece Ancona aveva una percentuale sulla popolazione intorno al 10%, che non era poco, dopo Livorno era la percentuale più alta. E quindi tra questi che, come lei diceva prima, del fatto che erano tutti ufficiali durante la prima guerra, quasi tutti ufficiali durante la prima guerra mondiale, è perché una delle regole della religione è che i padri devono insegnare a leggere e scrivere ai figli per poter leggere le sacre scritture, la Torah, il Talmud. Quindi quando in Italia la percentuale degli analfabeti era ancora intorno, fino all'Ottocento, era ancora intorno al 60-70%, tra gli ebrei era del 5%, per azzerarsi poi completamente all'inizio del Novecento. Quindi c'era rispetto agli altri, erano sicuramente culturalmente più elevati. E quindi se io ho uno stimolo, lei sa bene che l'intelligenza aumenta con lo stimolo. Se io più ho incentivi da parte dei genitori, da parte dell'ambiente, è chiaro che posso emergere più facilmente rispetto a un altro. Ecco che quindi abbiamo questi personaggi per una città relativamente poco abitata, piccola, è una città piccola, abbiamo un numero così elevato di personalità che si sono distinte nelle lettere e nelle arti, ma anche a parte questi due più grandi che ha nominato, abbiamo anche altre, soprattutto penso a Lucia Servadio, che è una delle prime donne medico in Italia, che durante la guerra è fuggita, è migrata in Marocco e per la prima volta visitava
ha potuto fornire assistenza sanitaria alle donne marocchine che non avevano mai potuto vedere un medico perché per la loro forma mentale dei parenti le donne non potevano essere visitate dagli uomini, e quindi lei ha portato un aiuto sostanziale durante tutto questo periodo. Dopodiché c'è anche rimasta per parecchio tempo, anche quando dopo non ce n'era più bisogno. E queste persone venivano poi, la maggior parte hanno frequentato il liceo classico Rinaldini di Ancona, che è un liceo che ha una certa fama, dove hanno insegnato personaggi di spicco sempre della comunità italiana anconetana, e ha sfornato fortunatamente per noi gente di quel calibro di cui ha parlato prima. Una cosa, al di là delle leggi razziali, l'ultima domanda. Secondo dalle ricerche che ha fatto lei, c'era dell'antisemitismo nei confronti di questa comunità o erano molto integrati i rapporti tra, tra le persone, insomma, tra gli italiani, cioè gli italiani, cioè tra quelli di religione cattolica e quelli di religione ebraica? Allora, diciamo che l'antisemitismo c'è stato e ci sarà, probabilmente ci sarà ancora. Però c'è un antisemitismo un po' diverso, nel senso che è difficile che un contadino della Lucania, per dire, sia antisemita, perché lui in vita sua non ha mai visto un ebreo, non sa neanche chi è. Se non glielo raccontavano durante il fascismo che esistevano gli ebrei, probabilmente lui si pensava, quando andava in chiesa, agli ebrei che abitavano, che Cristo, quando è nato Gesù, abitavano la Palestina. Invece qui in Italia quindi l'antisemitismo era poco, non praticato, perché non è che si pratica, diciamo, era meno forte che rispetto alla Polonia, ai paesi dell'est, alla Germania, in quanto la componente ebraica in Italia era minima, perché, ripeto, 30-35 mila abitanti su, parliamo di, durante il fascismo eravamo 36 milioni, quindi insomma su 36 milioni di abitanti, 30.000 non sono praticamente niente. In Ancona questo invece il discorso è un po' diverso, perché in Ancona tutti conoscevano qualche ebreo, tutti li incontravano, c'erano circa 40 venditori ambulanti con licenza ebrei, con licenza di vendita ambulante. Quindi quando c'era il mercato ad Ancona, che c'è tutti i giorni, la maggior parte di questi erano ebrei, quindi tutti li conoscevano qualcuno ebreo. E quindi questo qui porta, con la propaganda che c'è stata poi da parte del governo, cioè del fascismo, spinta dal giornale locale, che è stato veramente un diffusore di menzogne e proprio di antisemitismo spicciolo, parlava proprio degli stereotipi più truci che si possono pensare sugli ebrei. Chi era il direttore? Chi era il direttore del giornale locale? Era questo Ferruccio Ascoli, ebreo, che poi è stato catturato e portato ad Auschwitz, è stato assassinato. E poi è stato sostituito da un certo Rocca, che dopo la guerra è stato processato, però assolto in quanto era intervenuta l'amnistia Togliatti. Ma questo giornale tutti i giorni pubblicava vignette satiriche, chiamiamole satiriche, contro gli ebrei, aveva una rubrica proprio giornaliera chiamata Cronache giudaiche, in cui tutte le volte versava veleno sugli ebrei che avevano conquistato il mondo, che tenevano in pugno la situazione, che erano loro che che volevano distruggere l'Italia, non so, notizie tipo anche gli studenti di Praga si elevano la loro voce contro l'ebraismo mondiale. Adesso su un giornale locale diffuso solo in Ancona e nelle Marche c'è un articolo sugli studenti di Praga che fanno un discorso del genere, cioè proprio fatto apposta, scritto apposta per inculcare un antisemitismo che, anche se c'era, ma era di carattere molto
blando e soprattutto più che antisemitismo era anche un antigiudaesimo, cioè quel retaggio che c'era ancora della Chiesa, perché ricordiamoci che ancora è stata 350 anni sotto il governo della Chiesa, quindi della Chiesa che tutte le domeniche ripeteva che gli ebrei avevano ucciso Gesù, che bisognava, e a Pasqua venivano chiusi nel ghetto e non potevano uscire e così via. Quindi questa mentalità che c'era nella popolazione in più, che vedeva che comunque questi ebrei adesso potevano circolare liberamente, potevano andare dove volevano, avevano in mano alcune dei governi principali della città. Uno è stato anche, ancora ha avuto anche un sindaco di ebreo israelita negli anni 20. Quindi questo potere che in parte avevano veniva visto come diciamo, come qualcosa che era stato usurpato ai cattolici, ai cristiani, e quindi nasceva questo antisemitismo. È un po' come, non so, adesso quelli di Avellino ce l'hanno con quelli di Benevento, immagino, e quelli di Benevento ce l'hanno con Panelismo, quelli di insomma. Avellino. Io facciamo l'ultima domanda. La comunità oggi, com'è, insomma, molto piccoli? Oggi, ripeto, sono circa tra i 20 e i 120 tra tutte le Marche, quindi Ancona, Senigallia, Urbino, che sono le comunità storiche. Però anche lì, come le dicevo prima, ce ne sono molti di più in effetti. Molti non sono iscritti alla comunità perché non è obbligatorio iscriversi alla comunità. Anche perché se uno ha un matrimonio misto, quindi magari è uno solo dei due, però magari non pratica, non frequenta la comunità e quindi non si iscrive. Quindi diciamo in linea di massima sono di più, però ufficialmente solamente circa 120. Anche perché poi la discendenza ebraica va in via femminile, per via femminile. Quindi, Lineare, sì. quindi se io sono figlio di un matrimonio misto dove il padre è ebreo e la madre è cattolica, adesso per la comunità io non sono automaticamente ebreo, perché anche se ho il cognome, che chiaramente magari mi chiamo Piperno, che è un nome chiaramente un nome ebraico, però per poter accedere alla comunità devo fare un percorso tipo, come per dire, fare il catechismo, ecco, fare un indottrinamento, cosa che non tutti fanno, non tutti hanno voglia di fare, anche perché molti sono agnostici, nel senso non sono praticanti, quindi non frequentano il tempio, non vanno in sinagoga, non seguono le questioni religiose e quindi non sentono magari la necessità di far parte della comunità. Ecco per cui il numero si riduce sempre di più, anche perché i matrimoni misti sono sempre di più, stanno scomparendo in questo senso, è difficile, la devi trovare proprio una moglie su 120 persone, a parte che sono giovani, ce ne sono veramente pochi. L'endogamia era sviluppata una volta. Allora io credo di aver finito, abbiamo sviluppato i temi principali. Il libro si chiama Ebrei in Ancona, storia di una comunità dall'unità d'Italia ai giorni nostri, edito dalla casa editrice Affinità Elettive, scritto da Claudio Bruschi, che ha presentato con noi il libro, che invito a leggere e a comprare per avere un parere, cioè avere un'opinione, farsi un'opinione sulla comunità ebrea anconitana. Grazie a tutti e buona serata.